Bentornati carissimi spettatori meteo, tantissimi auguri di buon anno, felice anno nuovo con la perturbazione che ha portato delle piogge sulle nostre regioni settentrionali, anche sulle Dolomiti è tornata la neve, come sulle Alpi centro-orientali comunque a quote medio-alte. Clima che si manterrà umido e spesso nebbioso, tempo variabile soprattutto tra martedì e mercoledì, con la persistenza delle correnti umide atlantiche che riusciranno a portare tanta nuvolosità soprattutto sulla Val Padana e ancora foschie. Temperature ancora sopra la media stagionale, non arriverà ancora l'inverno. Segnali però arrivano per il 5 di gennaio con l'arrivo di un vortice situato sulla Spagna e il richiamo di correnti umide instabili dai quadranti nord-occidentali pronti a irrompere dapprima sulla Gran Bretagna, Spagna e Francia, poi sulla nostra penisola, con il richiamo però di venti sud-occidentali e temperature quindi ancora miti per il periodo. Questa infatti l'analisi prevista degli ultimissimi aggiornamenti. Come vedete, la saccatura che si andrà a formare il 5 gennaio arriverà sulla Spagna e richiamerà appunto correnti molto umide dai quadranti sud-occidentali. Questo determinerà un peggioramento dapprima sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna, sul Levante Ligure e poi anche sulle regioni nord-orientali arriveranno delle piogge che raggiungeranno poi i settori centro-meridionali della penisola proprio nell'Epifania, il giorno della Befana, dove sono attese condizioni di maltempo anche intenso, occasioni per nevicate in abbassamento verso i 1300 metri sull'Appennino, e quindi le condizioni meteorologiche sarebbero destinate a peggiorare sulle regioni del centro-sud. Attenzione però, perché si aprono nuovi varchi. Questa è un'evoluzione dell'ultima ora che viene prevista dal modello europeo, uno dei più affidabili, a cui al momento trae più attendibilità di fronte a tutti i centri modellistici. Questo modello, come notiamo da questa grafica, mostra un'ampia zona di bassa pressione e un'aria molto più fredda rispetto ai giorni precedenti, con conseguente abbassamento delle temperature, mentre notiamo invece un blocco anticiclonico sulla Groenlandia e l'Islanda. Questo blocco anticiclonico, andiamo a vedere la differenza con l'emissione precedente, si vedeva molto più attivo anche sulla Scandinavia, quindi sui settori anche del nord Europa, quindi si prevedeva fosse molto più espanso, e anche sull'Europa orientale. Questa volta l'emissione dell'ultima ora non si assomiglia con l'emissione precedente, e di conseguenza una ipotesi che in quest'ultima emissione viene proposta è lo sfondamento di correnti artiche di origine polare pronte a sfondare, come vedete, questa colata d'aria molto fredda di origine artica, non ricordiamo di origine siberiana. Non illudiamoci troppo anche a leggere i titoli che notiamo anche nei vari video, vari articoli. Non si tratta di Burian, non si tratta assolutamente di colata d'aria gelida, è solamente lo sfondamento di correnti di origine polare. Perché? Perché proprio a causa del rinforzo di questo anticiclone, che solitamente, ricordiamo, si trova in aperto Atlantico, si andrà a posizionare qui. Di conseguenza il vortice polare in questo caso andrà spaccandosi e andrà dirigendosi verso l'Italia, verso l'Europa centrale, favorendo cosa? Favorendo molto probabilmente tra il 7 e il 10 di gennaio l'arrivo di un'ondata di freddo davvero molto intensa. Al momento non vi sono ancora degli scenari dal punto di vista precipitativo interessanti per il nord Italia, ancora non possiamo parlare di neve, quindi ancora non abbiamo dei risvolti in termini di precipitazioni sicuri per capire se si verificheranno nevicate o meno. Se le temperature dovessero scendere davvero così in basso, e in tal caso se la traiettoria del vortice sarà tale, avremo sì delle nevicate fino in pianura, ma comunque il vortice, se tenderà a rimanere sulle zone del Mediterraneo centro-occidentale, non si verificheranno precipitazioni sulle regioni settentrionali, e di conseguenza si assisterebbe solo a una ondata di freddo comunque davvero molto intensa per il periodo. Sarebbe davvero una svolta clamorosa nel caso venisse confermata. Ancora ovviamente troppo presto per parlarne, mancano ancora più di 7 giorni all'appello, quindi insomma ancora molto presto. Ricordiamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo per non perdere i prossimi contenuti.